fino a quando col buonismo classico italiano chi sbaglia non paga e quindi può continuare a rubare o può continuare a fare il pubblico funzionario. Allora dobbiamo accettare l'idea che possano crollare i viadotti, che la Sicilia rimanga divisa in due per del tempo, perché non ne usciamo. Se invece accettiamo l'idea che chi sbaglia paga, di dare spazio quindi alle nuove generazioni mandando a casa tutti quelli che non sono più all'altezza di ricoprire i loro ruoli, fate conto che buona parte della classe dirigente italiana e siciliana è spesso avanti con l'età, incapace di capire dove sta andando il mondo, non ha colto la rivoluzione digitale e considera tutto quello che è nuovo come un qualcosa di alla moda che passerà. Non passerà, il mondo è cambiato, ma questi non lo capiscono e in più continuano a fare danni e non finire. E allora il tavolo per le imprese, di cui mi pregio di essere uno dei componenti, spinge per un forte cambiamento di mentalità anche in Sicilia, a partire dalla regione siciliana.